Sono lieto di salutare cordialmente tutti voi, carissimi fedeli presenti nella Basilica di Sant'Antonio, e tutti coloro che sono uniti a questa celebrazione eucaristica grazie alla trasmissione televisiva. Saluto con particolare affetto tutti coloro che sono impegnati nello studio e nel lavoro universitario, studenti, docenti, ricercatori, personale amministrativo e tutti i sacerdoti che dedicano il loro ministero alla pastorale universitaria, i responsabili delle cappelle universitarie, gli assistenti ecclesiastici delle associazioni degli studenti e dei docenti universitari. In questa celebrazione dell'Eucaristia desideriamo deporre sull'altare del Signore, come frutto del lavoro dell'uomo, l'importantissimo e prezioso lavoro che si svolge nell'ambito dell'università, chiedendo al Signore di benedirlo e di trasformarlo, purificandolo, elevandolo e inserendolo nel regno divino di verità, di amore e di pace. È così infatti che l'attività universitaria potrà essere al servizio dell'autentica promozione umana e di un ordinato sviluppo sociale per il bene comune. L'università è l'istituzione dove si cerca il sapere o i saperi e si trasmettono i saperi. Questi sono una partecipazione dell'infinita sapienza di Dio che ha immesso la ratio, l'armonia e la bellezza nel cosmo e illumina la mente dell'uomo perché sappia svilupparlo mediante la cultura, ma senza degradarlo o corromperlo. La sapienza divina si è incarnata e si è inserita nel tessuto della nostra storia con Gesù Cristo. E questa sapienza continua a parlare a noi attraverso la parola di Dio, attraverso testimoni dotati di saggezza. Uno di questi è stato Sant'Antonio, venerato in questa basilica. Egli ha attinto dal Vangelo una sapienza di vita che ha illuminato le menti e insieme ha risanato i cuori, promosso la giustizia, animato la carità verso i poveri e i sofferenti nel corpo e nello spirito. In questa celebrazione la sapienza eterna ci illumina ancora con la parola della Sacra Scrittura. Il Vangelo, attraverso una parabola raccontata da Gesù, dice che il Signore ci rivolge un invito. Per poco che riflettiamo, possiamo comprendere che se Dio invita non è per cose di poco conto o per offrirci qualcosa che possiamo procurarci anche da noi stessi. Gesù non è venuto in questo mondo per raccontarci delle banalità, ma per svelarci le realtà più alte, più necessarie e importanti della vita, soprattutto per donarci la vera vita e la gioia piena. E tutto questo è significato dal banchetto di nozze. Per comprendere nel suo valore e accogliere con riconoscenza e gioia questo dono offertoci gratuitamente dal Signore, è necessario che togliamo il velo che copre i nostri occhi. Questo velo è la nostra poca fede, diciamo anche la nostra insipienza, la nostra poca fiducia in Dio che ci promette e ci dona i beni più preziosi e più belli della vita.